È mercoledì 19 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, oggi è una giornata importante, il 19 giugno abbiamo detto, è il momento della maturità, fra poco ci occuperemo proprio di questo, ma nel corso della mattinata ci occuperemo anche di dieta mediterranea, parleremo della crisi idrica e dei risvolti negativi sul turismo, in modo particolare andremo ad Agrigento dove molti turisti, diversi turisti, stanno cancellando le prenotazioni. Prima però di ogni cosa, stamattina, prima anche della cronaca, fra poco vi daremo anche un aggiornamento di un'operazione di polizia a Catania, arresti per traffico di droga sull'asse Sicilia-Calabria. Come detto, gli esami di maturità in apertura oggi, scattano dunque per circa 46.000 studenti nella nostra regione, però ci racconta tutto e ci fa sentire anche gli umori, le sensazioni, le emozioni dei ragazzi e le paure chiaramente dei ragazzi che si accingono a questo test importante. Oggi c'è la prova di italiano scritto. Andiamo da Desiree Ferlito che si trova davanti al liceo scientifico Galileo Galilei di Catania. Buongiorno Desiree. Buongiorno Angelo, buongiorno Emanuela. Sì, qui l'emozione è a fior di pelle, devo dire. Ci siamo, è tutto pronto per gli esami di maturità che quest'anno coinvolgeranno 526.000 studenti. Si parte oggi con la prima prova, come avete detto, alle 8:15 circa, l'apertura della busta del Ministero dell'Istruzione sigillata che contiene appunto le 7 tracce, Angelo. E queste 7 tracce sono state l'ossessione, se possiamo dire così, degli studenti che da settimane si interrogano sui possibili temi che potranno essere presenti appunto in queste 7 tracce. Il tototema si chiama. Noi abbiamo fatto dei pronostici, per esempio Gabriele D'Annunzio, Angelo, non esce nelle tracce dal 1999, pensa, così come Pirandello. E poi temi di attualità come il conflitto israelo-palestinese, l'intelligenza artificiale. Un altro tema di attualità, purtroppo, i femminicidi, quindi anche di questo ci hanno parlato i nostri ragazzi stamattina. E a proposito di date, Angelo, pensa che notte prima degli esami la canzone di Antonello Venditti, che ha fatto sognare intere generazioni, quest'anno compie 40 anni. A proposito di questo, tra le altre cose che abbiamo chiesto agli studenti stamattina, abbiamo chiesto cosa hanno fatto ieri sera, se hanno fatto festa o se hanno studiato. Abbiamo raccolto dei contributi, chiedo alla regia di mandarli. Professoressa, questo cos'è? Un abbraccio di incoraggiamento? Assolutamente sì, ce la faranno, ma io sono emozionata per loro, quindi sì. E voi come siete, emozionati? Sì, abbastanza emozionati, abbiamo già scaricato le energie. Allora, vi chiedo una cosa, non scappate. Ieri sera avete studiato o avete fatto festa? Di sera a sera abbiamo fatto festa davanti a scuola, di pomeriggio invece mi sono fatta tutti gli autori che avrebbero potuto mettere nella prima prova. Ad esempio quali? Per esempio D'Annunzio so che non esce dal 1999. Proprio D'Annunzio non l'ho fatto, ho fatto Ungaretti, Pirandello, Svevo, Leopardi e mi sono vista qualcosa sull'intelligenza artificiale. Come state, emozionati? È un po' di ansietta, ma niente di grave. Ok, tranquilli. Sì, Un rito scaramantico prima di entrare ce l'avete? No, completamente. Niente. Zero. Solo un po' di ansia. Che avete fatto ieri sera? Avete studiato o avete fatto festa? Abbiamo fatto festa qua fuori, siamo stati un po' qua fuori. No, ho studiato, abbiamo sempre studiato. Questa sera, magari ieri sera l'abbiamo saltato. Ansia? Tantissimo. Che hai fatto ieri sera? Senti, hai fatto festa o hai studiato? Ho studiato. Hai studiato, quindi niente notte prima degli esami? No, niente. L'hai trascorsa studiando? Esatto. Beh, è una tappa importante per concludere il nostro percorso, ma l'emozione c'è, l'ansia. Non vediamo l'ora di finire. Ieri sera avete fatto festa o avete studiato? No, siamo stati qua tutti insieme a cantare, come fanno tutte le scuole. È stato un modo per stare tutti insieme e condividere le stesse emozioni. Ieri hai studiato o hai fatto festa? No, ieri ho studiato e di sera ho fatto festa. Cosa ti aspetti per questa prima prova? No, proprio italiano tutto a posto. Il problema è domani matematica, però proveremo a farla. Ma cosa sceglierà? Cosa pensi di scegliere? Attualità? Probabilmente la tipologia C. Hai pensato un rito scaramantico? No, sinceramente no, preferisco non pensare a niente in questo momento. Un suggerimento, un augurio dei genitori?
I miei genitori mi hanno detto di stare tranquilla, non piangere soprattutto e basta. Allora Angelo, è suonata la campanella, i primi ragazzi stanno entrando, sono convocati per sezione, raccolgo subito le loro emozioni prima di entrare. Buongiorno. Buongiorno. Emozionato? No, spaventato forse. Cosa ti aspetti da questa prima prova? Ma la prima è facile in teoria, la seconda è il problema. In bocca al lupo. Crepi il lobo. Buongiorno. Buongiorno. Che mi dici, sei emozionata? Ma per il più impaurita, vedremo, speriamo bene. Hai fatto un po' un pronostico di cosa potrebbe esserci in queste tracce? No, completamente. Vabbè, intelligenza artificiale, magari le donne, femminicidi, speriamo siano queste. Ma senti, ieri hai fatto festa o hai studiato? Ho fatto festa. Hai fatto festa. Ho studiato stamattina mentre venivo. Qualcosina, sì. In bocca al lupo. Grazie. Allora, Desiree, Ecco, Angelo, sì. Desiree, quello che percepiamo è che più che ansia c'è paura, più che Anche paura, guarda, lo chiedo. Senti, hai paura? Un po' sì. Sì, perché punto tutto sulla prima, non sulla seconda, quindi per questo. Cosa ti aspetti? Cosa uscirà secondo te? Non lo so, io ho provato diversi temi, mi sono esercitata, però non lo so, punto sulla tipologia C, per questo. Tipologia C, quindi tema di attualità. Sì, femminicidio, la guerra in Palestina, intelligenza artificiale, tutti questi temi qua. Guarda, andiamo a sentire un altro gruppo di ragazzi che si accingono a entrare qui. Ragazzi, paura? Abbastanza. Un po' d'ansia, però diciamo sostenibile. Siete abbastanza preparati? Avete studiato ieri sera o avete fatto festa? Questo è importante. Allora, ieri sera abbiamo fatto festa, molta festa qua davanti a scuola, però qualcosa... Bene, però avete studiato prima, immagino. Sì, assolutamente, ci siamo. Sì, siamo carichi. Desiree, Bocca al lupo allora. Angelo. Sì, no, la curiosità che molti dicono, gli esperti e suggerimenti che arrivano, che l'intelligenza artificiale possa dare una mano a questi ragazzi durante le prove. C'è qualcuno che chiaramente non ce lo racconterà mai, ha pensato, ha architettato qualcosa di particolare con certo. i collegamenti, con Certo. diciamo, con l'intelligenza artificiale che viene praticamente oggi in soccorso. Hanno magari fatto una simulazione del tema grazie all'intelligenza artificiale. Lo chiediamo a questa ragazza. Allora, l'intelligenza artificiale e gli esami di maturità. Ok, secondo me sarebbe comunque una traccia conveniente, piuttosto magari a qualche traccia di ambito storico, preferirei più una traccia di attualità. Senti, la domanda era un'altra, a parte la traccia, dico che potrebbe essere appunto l'intelligenza artificiale tra le tracce appunto di attualità, ma l'intelligenza artificiale può dare una mano agli esami di maturità? Potenzialmente sarebbe una traccia che credo che molti appunto ragazzi apprezzeranno, perché è quella che ti permette di sviare un po' di più e quindi di perlomeno di scrivere il maggior numero appunto di tracce, di fogli, di pagine piuttosto. Per esempio, ecco, facciamo un esempio pratico. Per scrivere la tesina hai utilizzato l'intelligenza artificiale? Oggi questi ragazzi la utilizzano praticamente anche per superare per esempio le difficoltà degli esami di maturità? Sì, e infatti l'intelligenza artificiale è uno dei principali strumenti che noi utilizziamo, anche se comunque è da un lato svantaggioso perché mette da parte quello che in realtà è la coscienza propria di un individuo, però comunque alla fine ci ha aiutato a fare i collegamenti, a cercare di... Quindi lo dicono, Angelo, vedi, lo confessa lei che ha utilizzato... È un aiuto o barano? No, vabbè, barare no, non credo, perché magari bisogna capire se è un aiuto o è un modo per barare, ecco. Sì, per me... Secondo me da un lato ha un lato vantaggioso, quindi per aiutarci comunque a cercare di capire come funzionano certe cose che magari noi ancora non sappiamo, però dall'altro comunque ci allontana dal lato umanistico della ricerca. Personalizzazione, diciamo. Esatto. Allora, in bocca al lupo, forza, mi raccomando, carica. Bene, grazie. Allora, Desiree. Ragazzi, siete pronti per entrare? Ma diciamo. Paura? Siete prossimi a essere chiamati? Penso di sì, non lo so. Penso di sì. No. Paura, emozione? Normale.
Tanto oggi è italiano, il problema Il problema è domani. Quindi vedi Angelo, la più temuta è la matematica domani. Ma è Oggi sempre stata così, Desiree, lo scientifico, la matematica, al liceo classico c'è il greco, sono questi gli spauracchi, chiamiamoli così, dell'esame di maturità, magari in un istituto tecnico ci sarà qualche magari ragazzi, prova sono pratica. pronti, in bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo. Bene, allora Desiree, grazie per questo racconto che ci hai fatto vivere in diretta live dal liceo scientifico Galileo Galilei di Catania. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che si avviano, noi siamo stati al Galileo Galilei di Catania, ma a tutti i ragazzi siciliani, a tutti i ragazzi italiani auguriamo chiaramente... Ma tu te li ricordi i tuoi esami di maturità? Io ho un ricordo bellissimo dei miei esami di maturità, devo dire ma guarda Angelo, io sono emozionata per loro, devo dire oggi. Ma devo dire che un po' di emozione è arrivata a noi per quello che ci hanno raccontato, per come tu magari ci hai fatto vivere questi momenti che hanno anticipato il loro ingresso dentro l'aula, perché adesso sono in aula e fra poco, 4 minuti circa, ci potrebbe essere. Mi pare difficile 4 minuti. Sì, come? No, dico, qui c'è un gruppetto sono i prossimi loro a entrare. Abbiamo detto 8:15, ci hanno detto apertura delle buste. Beh, magari quindi... non saranno 8:15 precise, io credo, tendo più per le 8:30, magari a quell'ora è possibile, sia più realistico l'apertura. sì, certo, è un orario diciamo orientativo. Bene, allora Desiree, facciamo questo, non so se tu hai la possibilità di avere altri contributi, se abbiamo la possibilità di restare collegata con te. Intanto noi andiamo alle altre notizie della giornata, poi magari se abbiamo altre testimonianze, non solo dei ragazzi, se c'è magari il coordinatore, la coordinatrice del Galileo Galilei, chiaramente con le giuste precauzioni, considerato che ci abbiamo verso l'apertura della famosa busta che arriva dal Ministero, quindi non vogliamo intralciare il lavoro che viene fatto stamattina. Se però abbiamo la possibilità ci ricollegheremo con te fra pochissimo. Resta con noi in linea. Dico, Angelo, che sì? I ragazzi stanno entrando, ma per esempio ci sono molti genitori che aspettano qui fuori e che sono paradossalmente più emozionati dei genitori, quindi magari potremmo sentire loro fra poco faremo una finestra con i genitori. Intanto facciamo la cronaca immediata del mattino, perché c'è stata un'operazione di polizia, un'operazione antidroga sull'asse Catania-Calabria, Sicilia-Calabria, operazione della polizia. I dettagli in questo servizio di Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata Operazione Devozione, dove i fedeli erano solo al sistema, quello di far più soldi possibili, smerciando stupefacenti. 13 persone sono state arrestate dalla polizia di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea nell'ambito di un blitz effettuato nel popoloso rione di San Giovanni Galermo, storicamente roccaforte della droga. Gli indagati, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, detenzione e porto d'armi da fuoco e spaccio di droga. È stato documentato un intenso traffico di droga sull'asse Calabria-Sicilia. Pusher, vedette ed acquirenti presidiavano le abitazioni incuranti di essere ripresi dalle telecamere poste dalle forze dell'ordine a supporto delle indagini. Filmato anche un continuo andirivieni di clienti a testimonianza dell'importante giro d'affari. Nel corso dell'operazione la polizia ha sequestrato diversi panetti di cocaina nascosti in posti disparati, dai bagni alle cassette di derivazione. Ci occupiamo di siccità, fra poco ne parleremo anche nel corso della mattinata e andremo ad Agrigento in particolare. Comunque la Sicilia è in zona rossa per carenza d'acqua al pari di Marocco ed Algeria, e la regione siciliana chiede adesso le circostanze eccezionali all'Unione Europea e anche al Ministro della Sovranità Agricola. Intanto sono stati stanziati 10 milioni per l'acquisto di foraggi. Il servizio è di Emanuela Corsi. Riconoscere le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali a tutto il territorio della Sicilia, secondo quanto previsto dai regolamenti europei. È quanto chiede il governo regionale a Bruxelles e al ministro Lollobrigida a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. La proposta del presidente della regione Schifani, che al momento mantiene anche la delega di assessore all'agricoltura, è stata approvata nella seduta di giunta sulla base di una documentazione che evidenzia la riduzione
delle risorse idriche negli invasi e un contesto generale che pone la Sicilia in zona rossa per carenza di acqua, al pari di paesi come Marocco e Algeria. Per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50% della produzione, nello scenario di improbabili precipitazioni estive, e del 75% se queste non dovessero verificarsi. Intanto saranno erogati in tempi brevi i voucher agli allevatori siciliani per l'acquisto di foraggio per gli animali e scongiurare così il pericolo di abbattimento del bestiame. Il provvedimento, voluto sempre dal presidente Schifani, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro e ha ricevuto il parere favorevole della terza commissione attività produttive dell'ARS. Quest'ultimo passaggio consentirà adesso all'assessorato regionale dell'agricoltura di ultimare la procedura e pubblicare l'avviso con il quale gli allevatori potranno presentare le domande. Nel decreto, firmato dal dirigente generale dell'assessorato, è previsto che il contributo sia erogato in maniera proporzionale rispetto al danno subito dalle imprese e che il foraggio possa essere acquistato direttamente attingendo da un albo di fornitori reso disponibile dalla stessa regione. Voltiamo pagina adesso, le opposizioni in piazza anche in Sicilia, da Palermo a Catania, in contemporanea per la manifestazione contro la riforma del governo Meloni sull'autonomia differenziata. No al progetto del governo di destra in carica di smantellare l'Italia. Opposizioni in piazza in tutto il paese ed anche in Sicilia per manifestare contro la maggioranza di governo a livello nazionale. Ci sono tutti, dal Partito Democratico fino a Più Europa, passando naturalmente per i 5 Stelle e per la coalizione Verdi e Sinistra. Ma ci sono in piazza anche le opposizioni extraparlamentari. La manifestazione è stata indetta a livello nazionale da tutte le opposizioni anche per cercare di riunirsi fra di loro e per protestare, dopo le violenze alla Camera, e dire no alle riforme sul premierato, sull'autonomia differenziata portate avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni. A Palermo concentramento in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo. Nel momento in cui alle regioni del nord verranno attribuite competenze che adesso sono dello Stato, noi assisteremo a un gigantesco trasferimento di risorse che si trasformerà in una diseguaglianza nelle prestazioni, nei servizi, nella sanità, nella scuola, nei trasporti e nella tutela dell'ambiente. In piazza anche tanti privati cittadini, comunque militanti di varie formazioni, che si dicono preoccupati dalla situazione che si sta venendo a creare con le riforme annunciate. Con Spacca Italia, ecco, abbiamo degli spaccaossa che poi non ci renderanno possibile i minimi elementi di uguaglianza nei servizi. Anche a Catania opposizioni in piazza mezz'ora prima di Palermo con un concentramento davanti alla prefettura. Manifestazioni in contemporanea con l'iniziativa della capitale anche nelle piazze di diverse altre città siciliane e in particolare si è manifestato a Messina, a Ragusa, a Trapani e a Marsala. Molto bene, torniamo in studio, adesso vi diamo una immagine particolarissima, parliamo ancora di esame di maturità perché andiamo in classe, anzi nei corridoi credo del liceo Galileo Galilei, c'è la nostra Desiree Ferlito, siamo a pochissimi istanti dall'apertura del plico. Angelo, prima ho visto... sì, vai. Siamo prontissimi, qui stanno raccogliendo i cellulari dei ragazzi, hanno già raccolto le calcolatrici, proprio veramente mancano pochissimi istanti all'apertura delle buste. Guarda, mi sembra anche veramente inopportuno chiedere ai ragazzi perché veramente saranno proprio emozionatissimi. Cosa? Sei emozionato? Sì. Un po' tanto. Oggi con la prova italiana e domani con quella di matematica, speriamo di riuscirci. Quale temi di più, italiano o matematica? Non saprei scegliere adesso come adesso, forse italiano perché sono poco meno bravo. Ma ragazzi, una cosa invece, il secchione della classe, chi è? Chi è il più bravo della classe? Lo possiamo sentire? Nessuno, guarda, di solito sono si... quelli che vanno ai primi banchi. Non si prende nessuno questo merito, sei tu, secondo me tu sei bravo. L'ho indovinato, ragazzi, è lui? È lui, l'ho indovinato, non ci credo. È al primo banco. Sei il più bravo della classe? No dai, non direi, qui siamo tutti abbastanza bravi. Rimaniamo modesti. Umili, non modesti. Sei tu bravo? Lui è bravissimo. La media del... 10. La media del 10, Angelo addirittura, la media del 10, quindi per te questo esame sarà una passeggiata, giusto? Speriamo, però c'è sempre l'ansia e poi per matematica sarà dura, ma cercheremo di dare il nostro meglio. Che cosa pensi di scegliere? Letteratura, attualità? Probabilmente la traccia C.
quindi sull'attualità vedremo. Cosa ti aspetti Io direi a invece Desiree sulle tracce invece, Desiree, se mi senti, vai invece a Emanuela, sentire quelli sì. che si sono seduti negli ultimi banchi, che di solito sono quelli che un po' si nascondono. E poi dopo rientriamo in studio, Desiree, dai. Sì, sono molto in fondo gli ultimi banchi, però guarda, provo così un po' a metà, diciamo, Sì, a metà. Allora, senti, tu perché ti sei piazzato qui così lontano e non hai scelto i primi banchi? In verità il posto per me non è molto importante, alla fine se sono abbastanza preparato l'esame Le apparenze non contano, bravo. dipenderà, vabbè, alla prova di italiano in confronto a quella di matematica sicuramente è molto più semplice, quindi l'ansia è più per domani che però... La matematica ti metterà in fondo al corridoio. No, penso che ci Anche rimaniamo fuori con gli dalla stessi scuola. posti, penso. Va bene. Fuori dalla scuola. D'accordo, allora grazie Desiree per questi tuoi contributi. Adesso noi torniamo in studio. Se magari dovessimo avere nel corso, diciamo, della trasmissione altre finestre possibili, chiaramente ovviamente all'esterno con i genitori e sentire le loro sensazioni, le loro emozioni, torneremo da te. E intanto però andiamo a leggere adesso le prime pagine dei quotidiani. Grazie e buon lavoro, in bocca al lupo ai ragazzi intanto del Galileo Galilei e a tutti i ragazzi della maturità oggi con la prova di italiano. Andiamo a vedere, facciamo la rassegna stampa regionale. Emanuela. No, guarda, ti faccio vedere proprio 3 secondi questa pagina del Corriere, visto che si parla di maturità. Sì. Oggi in aula 526.000 studenti, come abbiamo detto, le parole del ministro non copiate. Vabbè, è quello, la tentazione è forte. Quello ci sta, però insomma il fatto che il ministro lo dica così apertamente, vabbè, anche quello può essere un richiamo giusto. Allora andiamo a vedere. Allora, prima però noi dobbiamo fare assolutamente una breve sosta. Ci hai fatto, diciamo, questa finestra sull'informazione non regionale, ma un generale. Piccolo anticipo di rassegna. Facciamo una breve sosta, dopo torniamo con la rassegna stampa regionale. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia, Emanuela, in attesa di avere altri contributi dall'esterno sugli esami di maturità con la nostra Desiree Ferlito. Facciamo vedere un po' di prime pagine regionali. Partiamo dalla Sicilia, Angelo, e allora vediamo intanto in primo piano c'è il premierato che fa il primo passo perché la riforma incassa l'ok dal Senato, mentre la Camera accelera su un'altra riforma, quella dell'autonomia differenziata. La maggioranza esulta, l'opposizione invece scende in piazza. E poi vediamo questa fotonotizia dedicata, vediamo un numero scritto 18 con delle rose e la foto di Loris Stival, perché ieri Loris Stival avrebbe compiuto 18 anni. A ricordarlo è il papà che ha scritto una lettera per il figlio che non c'è più, e la lettera appunto del papà sulla tomba del piccolo Loris, ricordiamo ucciso dalla madre Veronica Panarello quando aveva soltanto 8 anni. Altre notizie, la crisi idrica, la regione si appella all'Unione Europea, circostanze eccezionali, e poi ci sono i primi fondi per il foraggio, come abbiamo sentito, sono stati stanziati 10 milioni di euro, e poi inchiesta sanità, Catania, prosciolto Scavone, ma tra gli 11 che sono stati rinviati a giudizio c'è Razza che è appena diventato europarlamentare, ora un processo rapido. Questa è la sua richiesta, la richiesta di Razza. Le mafie meno violente cercano però di corrompere, questo emerge dalla relazione della DIA Affari con le armi da guerra. Ancora vediamo una notizia, il calcio, finalmente il Catania presenta dopo tanta attesa il nuovo tecnico toscano, proviamo a vincere, la Serie C sta stretta. Non so se tu hai qualche chicca dell'ultima ora sulla possiamo Catania. dire che Toscano certamente non arriverà da solo, intanto il suo staff è stato presentato ieri e di conseguenza avrà a disposizione uomini fidati, ci saranno anche dei giocatori che arriveranno dal Cesena con ogni probabilità. Artistico è il nome per l'attacco, e vedremo un attimino che cosa poi si concretizzerà effettivamente da qui a qualche giorno, perché effettivamente il mercato apre il 1° di luglio e da qui a quella data il Catania dovrà già preconfezionare, diciamo, gli accordi per poi depositarli in Lega e cominciare a lavorare da metà a luglio. Esami di Stato, vediamo anche qui in prima pagina, maturità per 526.000 studenti, a Ustica tra i banchi però c'è un solo studente.
Il caso di Ustica, insomma, è emblematico, singolare. direi. Andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania, così i carcagnusi perdono quota nella relazione semestrale. Dia la fotografia della criminalità organizzata in città e in provincia, naturalmente a Catania, regge ancora, nonostante i blitz, la famiglia Santa Paola, che è stata capace negli anni di crescere su livelli militari e imprenditoriali. Questa è la fotografia appunto per quanto riguarda il capoluogo etneo. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, invece, isola pedonale, la voce dei messinesi. Dopo il sì alla PUMS, che renderà definitiva la chiusura del viale alle auto, cittadini favorevoli, ma è caos nelle traverse, il solito problema poi della viabilità alternativa che spesso non regge e un po' fa collassare il sistema. Il piano prevede piste ciclabili in tutta la città, ma non sempre in corsie protette. Ancora vediamo, sempre a Messina, nel taglio centrale, un paziente, questo per quanto riguarda gli ospedali, denuncia: per me liste chiuse. Continuano i casi legati alle liste d'attesa. Un cinquantenne con disabilità all'80% non può effettuare le visite prescritte perché per il sovra-CUP le liste sono già chiuse. E poi vediamo nel taglio alto l'inchiesta sulla sanità. A proposito, il parlamentare dell'Unione Europea Ruggero Razza, che viene rinviato a giudizio. Messina, operazione Aquarius, la droga nella zona sud, ci sono 16 condanne. Il processo di appello sul gruppo dei Mazza Ubertalli si è chiuso con 13 riduzioni di pene e 3 conferme del primo grado. E poi vediamo invece nel taglio basso, magari approfondiremo meglio tra poco, le opposizioni che scendono in piazza per il Sud per quanto riguarda appunto la riforma sull'autonomia differenziata, la maggioranza alla stretta finale a Montecitorio, però insomma le opposizioni sono insorte e sono scese in piazza per manifestare. Ieri il primo sì anche al premierato, alta tensione nel Movimento 5 Stelle, Grillo che va all'attacco di Giuseppe Conte. Ancora vediamo la Repubblica di Palermo, che invece mette in primo piano la siccità. Evapora il 20% dell'acqua. Sicilia come Marocco e Tunisia. La Sicilia che è stata considerata proprio zona rossa ed è stata equiparata ai 2 paesi nordafricani per quanto riguarda la carenza di acqua. In assenza di piogge, le alte temperature faranno sparire 30 milioni di metri cubi dagli invasi che sono già in crisi. La Regione chiede aiuto a Governo e Unione Europea, come abbiamo sentito, stimata una perdita fino al 75% della produzione agricola in caso chiaramente di assenza di piogge. Poi vediamo ancora gli incendi, perché non solo siccità da un lato, ma purtroppo il caldo, le temperature elevate diciamo ci presentano un altro problema, quello degli incendi. Il rogo doloso a Bellolampo, con l'estate torna l'allarme sicurezza, anche perché come più volte anche noi abbiamo rimarcato, e come dicono gli esperti, gli incendi raramente si innescano per le alte temperature, ma dietro c'è spesso, quasi sempre, la mano dell'uomo. Divieto di innaffiare durante il giorno, ecco come si corre ai ripari nei comuni, ma la regola non vale per comune e ARS. Quindi per i cittadini, per i cittadini sì, per le istituzioni no. Infatti eccolo qui l'irrigatore del Foro Italico ieri mattina, che è stato fotografato prontamente e pubblicato sulla prima pagina di Repubblica Palermo, e scrive: lo spreco. Andiamo a vedere all'interno appunto il tema in primo piano, la siccità. Anche l'AFA svuota i bacini, il 20% dell'acqua, come dicevamo, evapora. E poi ancora irrigazione sotto il sole, ecco questa notizia: per i giardini dell'Ars e il prato del Foro Italico il comune si difende, il divieto non vale per chi sfrutta i pozzi. L'assemblea, norma violata, verificheremo. Insomma, vedremo questo è quello che si chiede, diciamo, l'Ars. Allora Emanuela, io direi ci fermiamo, oppure qualche altra cosa? Solo sul ponte sì? C'è ormai questa notizia, l'ammissione del Ministero che sotto il ponte non passeranno le navi più grandi.
c'è tempo. Vedremo, magari faranno un ponte alzeranno più alto. il ponte o abbasseranno le navi. Esattamente. Allora, guarda, siamo in attesa, io sono in attesa più che altro di avere conferme, siamo nelle condizioni di poter risentire la nostra Desirée Ferlito per qualche altro aggiornamento, vediamo un po', forse facciamo pubblicità prima, adesso ci fermiamo e poi perfezioniamo il collegamento, così vediamo di avere qualche notizia in più. Fra poco andiamo da Desirée, la possiamo vedere, la vedo io anche sui monitor di servizio, qualche momento ancora, eccola qui, non so se ci puoi dare un flash appena qualche... Allora, un flash, siamo Sì. in attesa della busta, Ok. hanno chiamato dei testimoni per ogni sezione, i ragazzi sono qui in attesa di prendere appunto il plico, quindi tra pochi minuti credo che potrò darti questa informazione. Bene, grazie anche al nostro operatore che è Massimiliano Scardaci, che ci sta fornendo queste immagini davvero preziose, in retroscena proprio dell'esame di maturità. Una breve sosta, torniamo fra pochissimo. Bene, torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Mi dicono che il plico è arrivato. Andiamo da Desirée Ferlito, siamo al liceo Galileo Galilei. Angelo, Sì. allora, se l'operatore mi segue ti faccio entrare proprio qui nella stanza in cui c'è la commissione d'esame, stanno facendo firmare i ragazzi appunto che sono venuti volontari a prendere il plico con anche i commissari d'esame e credo che ci siamo, Angelo, quello che vedi lì sul tavolo è il plico contenente le 7 tracce, quindi tra poco saremo anche in grado di dirti cosa contiene, quali sono le 7 tracce che dovranno appunto affrontare i nostri studenti. Ecco, e questa stanno andando? Commissione 16. Commissione 16, ecco. Benissimo. La prima sessione ha preso già il plico, ecco adesso lei è un'altra sezione, vanno i ragazzi per ogni sezione, entrano, firmano il plico e vanno in classe a condividerlo appunto con gli altri studenti. Allora, eccoci. Desirée, vediamo un attimo se il nostro Massimiliano Scardaci si può spingere ancora più in avanti, vediamo un attimino, stiamo chiaramente assistendo alle operazioni anche di firma da parte dei commissari di esame, poi vedremo anche i ragazzi che partecipano a questa operazione che determinerà poi di fatto quello che è il loro esame, perché ci racconteranno e dentro ci saranno le tracce che andranno a sviluppare nel corso della mattinata. Ecco qui le nostre ragazze sono 2 tra l'altro di quelle che abbiamo sentito prima che firmano il plico. È il verbale praticamente che accerta che loro hanno preso visione, stanno prendendo visione chiaramente del Esame plico. di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, c'è proprio in cima al plico. Bene. Eccolo. Torniamo fra poco da te, magari ci racconterai delle tracce che contengono, che svilupperanno i ragazzi. Torniamo alla rassegna stampa con Emanuela, fra poco torniamo da Desirée. Sì, allora partiamo dal Corriere della Sera in primo piano, ma lo vediamo anche un po' su tutti i quotidiani di oggi, c'è questa notizia, cioè arriva il primo sì al premierato, il testo è stato approvato in Senato, Meloni dice alla fine dei giochi di palazzo, Conte replica a Grillo, intanto scontro sul futuro del Movimento 5 Stelle. E poi c'è la protesta delle opposizioni in piazza perché proprio sulle riforme insomma l'opposizione fa sentire la sua voce e ancora nomine dell'Unione Europea, spaccatura tra i 27 sul peso dell'Italia. Questo è un po' tutto il sommario che fa appunto il Corriere questa mattina. A proposito di Europa, vediamo lo scenario: Verdi e destra sono 2 fronti che potrebbero unirsi proprio per un von der Leyen bis. Poi, per quanto riguarda invece le misure del nostro governo, qualche tempo fa, ricorderete, si era parlato di questa proposta del vice ministro dell'economia Leo di ripristinare il redditometro, che era uno strumento che era stato introdotto dal governo Renzi. E redditometro slitta per ora l'abolizione, perché poi
c'è stata un po' una polemica, è intervenuta direttamente il Premier Meloni, ha detto no vabbè, al momento non c'è nulla di fatto, è stato congelato, però ancora l'abolizione non è arrivata. Vediamo invece lo sport in primo piano nel taglio centrale con queste due fotonotizie. Da un lato lo sci con Sofia Goggia che ritorna dopo 4 mesi, avanti così servirà tempo, e poi dall'altro lato Marcel Jacobs che è nostro atleta. Il velocista diciamo d'eccellenza sui 100 metri ha fatto un buon tempo, 9,92, è ritornato di nuovo ai livelli che lo avevano portato diciamo, a vincere e a stravincere alle Olimpiadi. E lui dice solo l'inizio, adesso i giochi, qui vediamo lei si allena allo Stelvio dopo l'infortunio, lui invece prepara le Olimpiadi che si terranno in Francia. Poi a proposito di Francia, ma ne parliamo per una notizia terribile, lo vediamo qui. Parigi stuprata a 12 anni da 3 adolescenti, la causa sarebbe l'antisemitismo, stuprata perché ebrea. I 3 adolescenti sono stati fermati dalla procura di Nanterre e avrebbero ammesso di averla punita proprio per la sua, appunto la sua origine ebraica. Poi vediamo la maturità, anche qui oggi il tema, e poi blitz in 47 diplomifici. Prova di italiano per 526.000 con il tema via alla maturità per gli studenti. Blitz, dicevamo, in 47 diplomifici rischiano lo status di paritarie. Andiamo a vedere la stampa di oggi, ecco qui, stesso titolo più o meno, premierato sì del Senato, Schlein che dice la Carta, la Costituzione è in pericolo, via alla riforma, Casellati non si torna indietro, così cambiano i poteri del Colle, PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra vanno in piazza, spaccano il paese, la Premier invece dice ci sarà più stabilità. Sappiamo però e dobbiamo anche ricordare che questa, trattandosi di una riforma costituzionale, è previsto anche un referendum. Un referendum. Dopo l'iter diciamo parlamentare, appunto, c'è la possibilità, di dare la voce al popolo. Sì. E poi vediamo invece questa fotonotizia dedicata a Putin assieme a Kim Jong-un. Putin che va in Corea del Nord, l'abbraccio dei dittatori. Putin vola in Corea del Nord e vede Kim per chiedere manodopera e 5 milioni di armi. Questa era la prima pagina della Stampa. Andiamo a vedere Avvenire, anche qui si parla di riforme, quindi scrive Avvenire, riforme al dunque. In aula entrambi gli schieramenti sventolano la Costituzione, Meloni che parla di rafforzamento della democrazia. Primo sì in Senato al premierato, alla Camera accelera l'iter per l'autonomia differenziata. Opposizione in piazza, uniti contro la destra sprezzante, PD e Movimento 5 Stelle pronti al referendum. E poi restiamo su Avvenire perché c'è un'altra notizia che riguarda le guerre e soprattutto chi sono le vere vittime di queste guerre, i civili. L'ONU dice aumentati del 72% i morti, questo il rapporto drammatico appunto che è stato pubblicato e reso noto. Ancora un'altra notizia drammatica, naufragio, oltre 60 i dispersi, una missione europea. Nalina, la più piccola, è stata salvata al largo della Calabria, ha perso i genitori, ma sono tanti i bambini purtroppo che hanno perso la vita in questo naufragio. Vediamo il Sole 24 Ore, quindi notizie di economia, taxi. Solo 15.000 euro dichiarati al fisco, anche in presenza del boom di turisti, quindi i conti diciamo non tornano. Dichiarati appunto 19.000 euro nel capoluogo lombardo e meno di 10.000 invece a Palermo. A Roma una licenza vale 73.000 euro, a Milano 96.000 e a Bologna 150.000, quindi insomma le licenze costano anche abbastanza, però i redditi dichiarati a quanto pare sono
piuttosto bassi. Un'ultima prima pagina? Sì, vediamo allora il giornale, ti faccio vedere il titolo, primo sia al premierato, velocemente ti faccio vedere anche qualche altro titolo. La Repubblica invece che parla a proposito di riforme delle proteste, il fronte della Costituzione e dice a maggioranza la destra approva in prima lettura al Senato il premierato ed entro oggi farà diventare legge definitiva l'autonomia differenziata, le opposizioni unite in piazza Roma, Schlein abbraccia Conte, fermiamo la riscrittura autoritaria della Carta e i finti patrioti che spaccano il paese. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo subito dopo. Ci attende un mercoledì con tempo stabile ed assolato sulla nostra penisola, da segnalare solo un po' di variabilità sui rilievi alpini occidentali, senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. Tempo stabile ed assolato nella giornata di mercoledì sulla Sicilia, con al più solo qualche velatura in transito, i venti deboli o del tutto assenti, con mari in prevalenza calmi. Temperature massime in ulteriore ripresa, con picchi che sfioreranno anche i 37-38 gradi sui settori interni. Nel corso della giornata di giovedì poco cambierà, sempre sole assoluto protagonista con qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito, e venti deboli o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, valori infatti che si aggireranno ancora intorno ai 34-35 gradi nelle ore centrali, ma per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Ok. Stavo diventando... Dico, bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di dieta mediterranea, una dieta, quella diciamo della nostra area geografica e perché no, della nostra splendida terra, che può essere utile contro le malattie croniche. Allora ne parliamo stamattina, lo facciamo con il professore Tonio Greco. Buongiorno professore, che è docente della scuola media statale Virgilio di Paternò, e poi anche con il giovanissimo Ettore Platania, che è invece un alunno di questa scuola, uno studente. Con lui parleremo di una idea particolare che ha avuto proprio lui, perché lui è l'ideatore del logo di questa iniziativa, e mi collego anche con il dottore Franco Grasso Leanza, che è il dirigente del DASOE. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie, è il dipartimento diciamo della nostra regione che si occupa nello specifico delle attività sanitarie, l'osservazione epidemiologica della nostra regione. Allora, comincio subito con il professore, perché finalmente, direi io, c'è la consapevolezza, e si arriva a farlo anche a scuola, che la nostra dieta non solo è sana, non solo ci consente di mangiare correttamente, ma ci protegge, fra virgolette, permettetemi questo termine, da possibili problemi diciamo in futuro per la nostra salute. Senz'altro la scuola da sempre è attenta a questo tipo di problematica, anche perché una larga fascia, una larga percentuale di problemi cardiovascolari e comunque di dieta si manifestano proprio in questa fascia di età che investe appunto le scuole primarie e secondarie. Quindi c'è tanta attenzione già a questo problema ed noi spingiamo i ragazzi ad avere maggiore sensibilità in questa direzione, anche perché il problema è storico e vanno ripresi certe abitudini, certe sane abitudini che i ragazzi in parte hanno dimenticato, ma non tanto per colpa loro quanto per una leggerezza da parte delle vecchie generazioni. Diciamo che l'attività frenetica, la vita quotidiana
che non ci consente, non consente a nessuno di avere delle pause, ha modificato quelle che sono le nostre abitudini, che però è importante riprendere e riappropriarsi di queste abitudini. Adesso vado dal dal dottore, chiedo scusa, Grasso, dirigente del DASOE. Voi come dipartimento che fa capo alla nostra regione avete dato un contributo importante a che questo, perché c'è stato anche una attività, c'è stato un incontro, un focus per parlare di queste problematiche, di queste attività. Quanto è importante avere comunque dei dati sempre aggiornati e mantenersi sempre in allerta rispetto a quelle che possono essere poi le conseguenze per il futuro della nostra salute? Voi avete un osservatorio privilegiato da questo punto di vista? Assolutamente, noi attraverso l'osservatorio epidemiologico del nostro assessorato abbiamo dei dati che non sono esattamente in linea con quelli nazionali, ma leggermente superiori per quanto riguarda l'incidenza dell'obesità e del sovrappeso nella nostra regione. Questi fattori incidono sensibilmente sulle principali malattie cardiovascolari e sulle malattie metaboliche come il diabete. In questa ottica sia la dieta che un insieme di corrette abitudini e stili di vita incidono in maniera assolutamente positiva al fine del contenimento della lotta a fenomeni che aggravano l'insorgenza di patologie che hanno un costo che mediamente varia dal 2 all'8% dell'intera spesa sanitaria. Quindi la prevenzione gioca un ruolo fondamentale e il dato epidemiologico ci aiuta a seguire nel tempo l'andamento di queste condizioni patologiche, sulle quali la dieta mediterranea, assieme all'attività fisica e al contrasto a tutte le forme di dipendenza, dall'alcol al fumo, sino a quelle più gravi, cioè le sostanze stupefacenti e poi anche i disturbi del comportamento alimentare, incidono in maniera determinante. Abbiamo detto che in studio con noi c'è il giovanissimo Ettore Platania, che è un alunno della seconda media, se non dico male, quindi non si è interessato neanche a esami per quanto riguarda la scuola media. Quello che a te chiedo, come vi trovate voi adesso davanti a questa nuova realtà? Perché immagino a scuola tratterete questi temi, no? Sono utili, importanti. Al professore chiedo come la scuola si organizza, ma voi che recepite queste informazioni e questi dati, sapere che magari mangiare un piatto di pasta piuttosto che un panino, un hot dog, per dire, adesso faccio un paragone, a livello di calorie non so se siamo allo stesso livello, però piatto di pasta con pomodoro dalle nostre parti, oppure con i legumi, certamente, oppure un piatto di legumi è certamente più salutare rispetto a qualche cosa. Farlo capire a un bambino lo che so, le però voglio dire, sono più salutari. si comincia da lì, dall'educazione alimentare. Intanto buongiorno Ettore. Buongiorno, sono molto felice appunto che questo tema verrà trattato nelle scuole. Appunto spero che verrà attenzionato in modo molto particolare. Senti, tu hai fatto una cosa particolare invece, l'hai fatta tu, perché hai costruito il logo, hai sfruttato che cosa per evidenziare la nostra Sicilia. Tu sei partito proprio dall'immagine della nostra isola. Sì, esatto, infatti tutto è iniziato quando appunto il nostro professore di arte, il docente Tonio Greco, ha presentato alla nostra classe il bando di concorso dello SVIMED e allora io, per mettermi alla prova, ho deciso di partecipare. Skype 2. Abbiamo un attimino, chiedo alla regia di chiudere l'intercom con lo studio perché altrimenti abbiamo una interferenza. Ettore, allora dicevi che tu al momento in cui hai preso visione di questo bando ti sei illuminata, insomma il cervello ti è scattato dentro, sì, esatto. La lampadina si è accesa. A fare questo schizzo su carta prendendo riferimento dal bando e anche dalle caratteristiche della nostra regione, la Sicilia. E ho dato subito alla base del mio logo questa spirale che poi è l'elemento che lo caratterizza, perché mi è tornata in mente la spiegazione sulla sezione aurea del nostro professore, che sta a rappresentare un po' l'immagine della bellezza perfetta ed ha attratto l'uomo sin dall'antichità fino ai giorni nostri.
Quindi una volta usata questa spirale come base del mio logo, ho pensato alle caratteristiche della nostra regione ed ho messo al centro della spirale questo grande sole. Poi ho trasformato la spirale nel mare, perché la Sicilia è anche un'isola, e la fine della spirale l'ho poi trasformata in una spiga di grano. Ciò serviva a rappresentare e a valorizzare il nostro sistema agroalimentare insieme agli agrumi che ho aggiunto nell'albero al centro del mio logo. Voglio dire, ci ha raccontato la genesi di questo suo lavoro. Professore, lei è un professore di arte, abbiamo capito. Ma la scuola nel concreto come si sta preparando? Perché chiaramente bisogna inserire delle lezioni durante la settimana per curare l'alimentazione. La scuola si muove già da qualche anno in maniera trasversale su tutte le discipline per andare ad inserire una riflessione che i ragazzi hanno bisogno di attenzionare sul fatto soprattutto del perché avvengono determinati movimenti, determinate abitudini, e la nostra dieta alimentare, la nostra dieta mediterranea, per grande parte proviene anche da una questione economica. Non è un caso che la parte più raffinata o la parte migliore di questa dieta mediterranea provenga da una cucina povera. Questo significa che in una cucina povera molto spesso la parte legata alle fibre, legata alla frutta, legata a ciò che la terra produce quasi spontaneamente, è quella parte preponderante. Con il consumismo, con il benessere, con una vita molto più sedentaria, arriva il trattamento della materia prima. E quindi noi altri stiamo cercando di comunicare, rendere consapevoli questi giovani a un maggiore uso di materie non trattate, non industrializzate, materie che non abbiano trattamenti chimici o non siano modificati geneticamente, e questo dovrebbe dare maggiore sensibilità ai ragazzi, sia verso spingerli verso il maggiore consumo di fibre e frutta, che tra le altre cose abbassare anche una quantità di proteine, grassi e anche carboidrati, che sarebbe auspicabile in questa fascia d'età, anche perché il movimento, l'azione fisica con l'uso delle tecnologie è calata notevolmente e non sempre è controllata in maniera corretta. Quindi l'obesità o il sovrappeso a scuola è un fenomeno che si manifesta spessissimo e contro cui la scuola sta cercando di attivare. Certo. Allora, ma proprio di questo volevo parlare con il dottore Franco del DASOE. Allora, l'obesità prima nell'immaginario di tutti, quando un ragazzo, una ragazzina stava in carne, aveva qualche chilo in più, si pensava fosse ritratto della salute. Certo, in realtà però non è sempre così, perché poi si pagano le conseguenze da grandi, e quindi la prevenzione, l'arrivo a scuola di questi programmi, l'arrivo a scuola di questi focus che vengono fatti è determinante per un adulto che ha comunque uno stile di vita sicuramente migliore e una salute migliore, che non pesa, diceva lei, faceva prima riferimento anche sulle casse del servizio sanitario, ma soprattutto si va incontro a delle patologie che sono davvero importanti, a partire dal diabete, ma poi ci sono anche dei tumori che vengono provocati in seguito ad una cattiva alimentazione. Torno da lei, dottore Grasso. Sì, è indubbio che la qualità del cibo incide sul benessere generale dell'organismo. Devo dire che fino a una ventina, 25 anni fa, il problema del sovrappeso era vissuto in maniera diversa a livello culturale, a livello familiare, a livello sociale, rispetto a come è vissuto adesso. C'è maggiore consapevolezza di tutto ciò che può provocare una errata alimentazione e la presenza di obesità o sovrappeso, ma sono cambiati anche i modelli, per cui oggi assistiamo al fenomeno inverso, al fenomeno per il quale anche i giovanissimi, per non dire i bambini,
e in provincia di Catania abbiamo un'eccellenza nella cura delle patologie che in tal senso si muovono. Dicevo che anche i bambini, oltre che i giovanissimi, sono affetti dal fenomeno opposto, cioè dal fenomeno dell'anoressia, per dire patologie legate ad un modello mentale, psicologico che la nostra cultura ha imparato a esaltare, proponendo ai nostri giovani come dire, degli stereotipi legati a fisicità sempre più come dire, complicate, asciutte, legate ad una magrezza quasi patologica, da spingere spesso le persone a considerare il dimagramento eccessivo uno stato di assoluta normalità. Ebbene, l'obesità con queste forme inverse di patologie legate alla scorretta alimentazione vanno contrastate a livello culturale oltre che medico, ovviamente. Il problema non è soltanto una corretta dieta, ma è anche il promuovere uno stile di vita generale che è impostato ad abitudini fisiche, di movimento quotidiane, alla corretta interpretazione dei fenomeni sociali che non sempre possono essere ricondotti ad una esaltata, sfrenata sfrenato godimento della propria giovinezza o della propria vita. È un fenomeno complesso che va affrontato su più livelli ed è per questo che il DASOE ha stretto una collaborazione vitale sia con l'ufficio scolastico regionale che con tutte le ASP che da noi dipendono, per promuovere nelle scuole e negli ambienti di lavoro, cioè in quei luoghi in cui si passa il maggior tempo sia da giovani che da adulti, per promuovere in questi luoghi le life skills e le condizioni di vita ideali per contrastare fenomeni alimentari e comportamentali che conducono indubbiamente a stati di sofferenza e poi di patologia. Grazie allora dottore Franco Grazioleanza, dirigente del DASOE, grazie al professore Tonio Greco e grazie a Ettore Platonia che ha vinto anche questo premio per aver realizzato questo logo particolarissimo. Fra poco cambieremo argomento e fra poco ci collegheremo anche nuovamente con Desiree Ferlito perché avremo credo degli aggiornamenti su quelle che sono le tracce degli esami di maturità sul tema della prima traccia, la prima prova di questa giornata. Non so se abbiamo già il collegamento, attendiamo, andiamo in pubblicità, subito dopo ci colleghiamo con Desiree Ferlito. A fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è la maturità in primo piano questa mattina, andiamo da Desiree Ferlito, ci dà qualche anticipazione già subito, Desiree? Allora Angelo, qualche anticipazione, ci chiedono di mantenere la voce bassa ma fare silenzio perché adesso inizia l'esame dei ragazzi, vedi sì. Le tracce sono appena state consegnate, come vedi qui c'è il foglio con il timbro della scuola, è validato dal presidente della commissione e sappiamo già qualcosa, so che c'è Pirandello e Ungaretti tra le prove, quindi Ungaretti non usciva dal 2019, quindi diciamo che neanche poi da così tanti Desiree, magari tanti lasciamo anni. I ragazzi liberi di poter, magari ci allontaniamo, non li disturbiamo troppo. Quindi abbiamo dato un'anticipazione, vediamo di poter... Allora, guarda, vorrei sentire un attimo la professoressa di italiano e latino. Sì, cioè, però sono momenti, capiamo, molto complicati, quindi magari evitiamo di intralciare il lavoro che stanno facendo lì, perché sono momenti molto complicati. Però ci hai detto che è uscito, abbiamo detto, come traccia, una delle tracce... Pirandello e Ungaretti. Benissimo, già questa è una notizia. Grazie per essere stata stamattina insieme a noi, così preziosa nel tuo racconto. Adesso ci occuperemo chiaramente degli esami di maturità nel corso delle edizioni prossime dei nostri telegiornali e ancora una volta ringrazio te che ci hai raccontato assieme al nostro Massimiliano Scardaci questa mattinata particolare per i ragazzi che si avviano, che hanno già iniziato l'esame di maturità. Buon lavoro a te Desiree, torniamo in studio adesso, voltiamo pagina, andiamo ad Agrigento perché parliamo di crisi idrica ma parliamo soprattutto di quello che sono le conseguenze poi della siccità, perché andiamo ad Agrigento, dicevo, con il presidente di Federalberghi Francesco Picarella. Buongiorno, grazie per essere con noi.
È una situazione difficile perché Agrigento, sì, capitale italiana della cultura 2025, ha richiamato e richiama tanti turisti che però molto spesso non possono essere accolti o comunque sono costretti anche a disdettare il loro soggiorno a causa di queste difficoltà legate all'approvvigionamento dell'acqua. Più che disdettare, intanto invito, più che disdettare prenotazioni, intanto empatia da parte del colleghi di dover proteggere le prenotazioni che arrivano, perché naturalmente non tanto nelle strutture di alberghiere che sono abbastanza strutturate e riescono in qualche modo a favorire alla carenza idrica con fonti alternative, ma i colleghi sicuramente delle strutture turistiche extra alberghiere che nel centro storico vivono una difficoltà maggiore. Una rete idrica che purtroppo presenta delle difficoltà strutturali non indifferenti, perché il 50% del prezioso liquido dell'acqua si perde nelle tubature nel sottosuolo. E quindi una situazione sicuramente difficile, ma che ci auguriamo che la politica prenda la situazione in mano e che cerchi in qualche modo di sopperire con delle attività diverse. Senta, per i suoi associati ci sono delle difficoltà, lei prima ne faceva riferimento, molti sono costretti ad approvvigionarsi d'acqua anche con autobotte, sono dei costi in più rispetto chiaramente a quello che è stato preventivato, sono delle spese ulteriori che aggravano soprattutto in un momento così particolare, diciamo, della stagione. Nel vero senso della parola credo che chi fa questo mestiere, quindi chi fa accoglienza turistica, negli ultimi anni debba essere considerato quasi un eroe a mantenere ancora le attività aperte. Prima la pandemia, poi il caro energia, poi la guerra, adesso la siccità. Credo che abbiamo dato sicuramente tanto sia in termini economici ma anche in termini proprio di organizzazione aziendale. Noi dovremmo vendere camere e invece la mattina ci alziamo e cerchiamo di capire come fare in modo che i clienti che sono già dentro in casa e quelli che verranno durante la giornata o nei giorni futuri non si trovino nelle difficoltà e non ci troviamo noi nelle difficoltà di non poter dare un servizio adeguato. Ma intanto devo rilevare che comunque lo scorso anno le presenze ad Agrigento sono aumentate del 24%, se non dico male, rispetto all'anno precedente. Si veniva comunque dalla pandemia, si veniva da situazioni certamente difficili, complicate, però l'incremento del 24% è un dato significativo. Quest'anno abbiamo già delle proiezioni, si possono fare già delle previsioni? Allora, le previsioni sicuramente dall'inizio dell'anno noi abbiamo avuto un marzo anche grazie ad una sagra del mandorlo in fiore in grande spolvero di bei numeri, così come anche maggio. Ma giugno notoriamente è un mese di bassa stagione, però luglio-agosto ci aspettiamo il pienone. D'altronde siamo Agrigento capitale della cultura e quindi c'è grande interesse per questa destinazione. I dati dell'anno scorso sono sicuramente entusiasmanti rispetto a quelli del 2022 che ci hanno fatto uscire veramente da questa coda pandemica non indifferente, però oggi la città deve, e soprattutto il territorio, deve lavorare su un miglioramento della qualità infrastrutturale, prima di tutto appunto quella dell'acqua. È un paradosso che il dissalatore di Porto Empedocle, quello che fino a qualche anno fa dava una grossa mano al sistema idrico, oggi sia dismesso perché costava troppo e accanto hanno costruito a tempi di record un centro di accoglienza. In situazioni di emergenza ci vogliono investimenti in emergenza e quindi credo che il riattivare immediatamente il dissalatore di Porto Empedocle, così come anche un serio investimento sulla infrastruttura idrica, credo che sia ormai indispensabile. Agrigento è sempre stata in difficoltà da un punto di vista del sistema idrico, ma oggi non c'è veramente più tempo da perdere perché la siccità ha giocato un ruolo fondamentale. E come ho detto anche in altre interviste,
il caldo arriva e arriva come il Natale, arriva come Arriva la Pasqua, sempre quindi puntuale, ma si conosce quando arriva, si conosce. A proposito Emanuela. di dissalatori, dopo le vostre denunce, proprio ad Agrigento, il Codacons ha fatto una proposta, cioè di una nave dissalatore da mettere a San Leone. Potrebbe essere una soluzione al di là appunto della riattivazione del dissalatore di Porto Empedocle, diciamo in maniera per operare in emergenza. Guardi, io non sono un tecnico, io faccio il mio lavoro e penso di essere tecnico nel mio lavoro. Non so se questo sia una diciamo, soluzione al problema, sicuramente ci saranno dei tecnici che la valuteranno e se questa è una di quelle soluzioni che si faccia immediatamente. Quindi io mi affido solo ai tecnici che è nella loro coscienza. Le faccio un'altra domanda, secondo lei la politica è in forte ritardo nel dare delle risposte, perché è vero che questa siccità non si era mai vista da 50 anni? Non mi sento più. Non ci sente, magari vediamo di perfezionare il collegamento se riusciamo. Sente, allora, perfetto. Dico, Sento. secondo lei la politica è in forte ritardo nel dare delle risposte, perché è vero che insomma questa siccità estrema non si vedeva da 50 anni, però è anche vero che, come dicevamo prima, c'è una rete idrica comunque che andrebbe... Sono stati persi 44 milioni di euro per sistemare la rete idrica, fra le altre cose. Quindi, insomma, forse non bisogna sempre pensare di intervenire in emergenza, ma forse bisognerebbe pianificare prima. Anche perché la Sicilia è sempre una terra a rischio di siccità, comunque questa non è una cosa che abbiamo scoperto quest'anno, lo scorso anno, ma chiaramente le previsioni saranno sempre più diciamo nere nel futuro da questo punto di vista e soprattutto climatico. Ma guardi, lei ha perfettamente ragione, se ne parla del rifacimento della rete idrica, si parla dal 2011. Vari annunci sono stati fatti nel corso di questi 13 anni, sicuramente risulta antipatico che una dichiarazione dell'attuale assessore all'energia e ai rifiuti dice ancora che bisogna aspettare 3 anni e oltretutto è un agrigentino. Quindi io mi aspetto che la politica, più che festeggiare per i risultati elettorali, diciamo, cerchi di pensare a quelli che sono i benefici dei cittadini e soprattutto delle imprese che lavorano. Grazie al dottore Francesco Picarella, che è il presidente di Federalberghi Agrigento, per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro, buona estate e speriamo bene. Incrociamo le dita, abbiamo visto per l'appunto. Adesso vediamo il nostro almanacco, le pillole dell'almanacco, e poi torniamo con la consultazione delle stelle con Marco Amato. Oggi, 19 giugno, è la giornata mondiale della drepanocitosi o anemia falciforme. La giornata è nata con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza di questa patologia riconosciuta dall'ONU e con cui ogni anno nascono nel mondo più di 300.000 bambini. È molto diffusa nelle popolazioni dell'Africa, dell'India, dei Caraibi e del bacino del Mediterraneo. Come è noto, i nostri occhi sono organi davvero straordinari. Sono costituiti da fotorecettori di 2 tipi, coni e bastoncelli. I primi sono deputati alla visione dei 3 colori primari per la nostra ricezione, rosso, verde e blu. I secondi invece sono circa 4.000 volte più sensibili alla luce e sono impiegati per la visione al buio. Eccoci di nuovo insieme. Allora, Marco Amato con la sua tazzina coloratissima questa mattina. Credo l'abbiamo già vista forse questa tazzina, se non sbaglio. Sì, però l'ho voluto questa oggi perché volevo salutare l'ultimo giorno della primavera con tazzina e camicia floreale, quindi grazie alla primavera per tutto quello che ha portato. Da domani sarà solstizio e si cambierà stagione, ma ve ne parlo domani. Buongiorno Emanuela, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia.
Dunque, in questa giornata così particolare ho scelto un argomento dalle stelle un po' romantico come solo l'essenza di un pesce, bravissimo nella rimembranza e nel senso della nostalgia può dare in una canzone. Questa settimana sono tutto musicale, per cui volevo fare un omaggio ad Antonello Venditti con la sua Notte prima degli esami e dare un augurio ai ragazzi che in questo momento stanno sostenendo l'esame di maturità. Dunque, tra lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere, e beh, è la grazia di un pesce che riesce ad armonizzare questi concetti in una maniera assolutamente romantica e decisamente che va dritta al cuore. Un potere assolutamente nettuniano come quello della psiche, che rappresenta il pianeta di Mari nello zodiaco e rappresenta anche le arti, la melodia. Ebbene, i pesci sono capaci di cogliere un'emozione, di renderla fluttuante e marina e di restituirla come la schiuma del mare viene restituita alla battigia in un andirivieni continuo di emozioni che è la vita. Auguro a tutti i ragazzi di tenere sempre a mente il fatto che un esame è sempre una prova e che la vita è fatta di prove, ma è come l'affrontiamo sempre che farà la differenza. In bocca al lupo a tutti. Oggi la luna è Scorpione, è una luna un po' complicata, una luna appunto di qualche timore vario e generale, ma saranno i segni d'acqua e il loro sentimento a trionfare. E mi piace che anche le tracce abbiano due nomi bellissimi come Pirandello e Ungaretti, che ci riportano un po' alla sapienza e alla bellezza della nostra Sicilia. Chiaramente, se va bene gli acqua e il fuoco, oggi un po' più confusi, devono gestire un po' di situazioni complicate. I terra invece esultano perché sta per arrivare un momento zodiacale molto bello, soprattutto per Toro, Vergine, un po' meno il Capricorno, mentre invece gli ultimi, gli Aria, sempre discorsivi e agili, sono sempre alle prese con tutta una serie di cangianze, soprattutto i Gemelli che diranno addio al sole per rivederlo l'anno prossimo, mentre invece i Bilancia si fanno un pochino più frettolosi nell'ottenere risultati. Benissimo Acquario, che sono sempre più fantasiosi, oggi vincono. Buona giornata! Grazie al nostro Marco Amato. Allora, oggi è il 19 giugno, nel 1968 nasce Federico Zampaglione, quindi auguri. Frontman dei Tiro Mancino, uno dei gruppi più conosciuti della musica leggera italiana. In una carriera ventennale sono stati pubblicati 16 album, quasi uno all'anno. Tra le canzoni più conosciute c'è sicuramente la descrizione di Un attimo, che insomma la hit per eccellenza, un brano che affronta il controverso rapporto d'amore tra due ex amanti, successo giustificato dalla scelta del regista di Paolo Virzì come colonna sonora del film My Name is Tanino. Ma la vera chicca è il videoclip, che vede protagonisti Valerio Mastrandea e al fianco di Paola Cortellesi. Allora, sentiamo per l'appunto la descrizione di Un attimo, ci salutiamo con questa hit. Grazie Emanuela. Grazie a te Angelo, a domani. In bocca al lupo ancora ai ragazzi per gli esami di maturità, a domani.